ci troviamo al Museo di Santa Caterina a Treviso per la mostra Il fiore del deserto. Andiamo ad ascoltare i curatori di questa mostra. Martina Cavallarin, curatrice della mostra Fiori del Deserto. Tutto parte in una delle sue presentazioni citando Mobilis Immobile del Capitano Nemo. Un oggetto è mobile e si muove in un ambiente mobile. Io la semplifico. Partiamo da qui per descrivere il fiore del deserto. Sì, molto volentieri, grazie di questo bellissimo gancio. L'opera d'arte è un organismo che come tale non cambia nel tempo. Secondo me questa notte cambieranno anche questi lavori in questa bellissima sala del Museo Santa Caterina di Treviso che ci ospita. Per me possono anche cambiare disposizione per poi farsi ritrovare di nuovo sull'attenti domattina al primo visitatore. L'arte contemporanea è un dispositivo potente ed indipendente, forse il più attivatore, no? Sia di riflessioni per chi entra al cospetto di un'opera che ti può turbare, disturbare, non piacere, scandalizzare. Con lei puoi stabilire un'empatia e puoi anche innamorarti. Può anche dirti qualcosa che l'artista non voleva dire, l'importante è che smuova qualcosa. Allora ecco l'importanza di un progetto come questo, come il Fiore del Deserto, che vede l'ossessione di Sylvia Canton, che è appunto l'artista della cui personale appunto stiamo guardando. Sylvia Canton che si focalizza su due grandi temi, simbolo della contemporaneità in relazione agli eventi climatici. Molto interessante quello che ha detto il vice sindaco, l'assessore all'ambiente, non a caso, del comune di Treviso, il dottor Alessandro Manera, che diceva: non so fino a che punto, e mi trova d'accordo, l'uomo possa effettivamente essere colpevole, è sicuramente compartecipe, e il mondo ha un respiro biologico, Mobilis Immobile, che comunque è continuamente in evoluzione, però bisogna prendersi un po' di responsabilità personale. Rispetto all'artista, qual è il ruolo del curatore? È un ruolo più terzo e forse riesce a vedere con più obiettività le opere? Allora, il curatore sicuramente affianca l'artista e deve occuparsi anche molto di mediazione fra l'organizzazione, è sempre un po' tra la padella e la brace, no? Fra l'artista e l'organizzazione, l'artista e la galleria. Io vengo dalla critica analitica, che continuiamo ad asserire che sia fondamentale per fare l'analisi del lavoro, e in qualche maniera con l'artista stabilisce un rapporto di empatia, in alcuni momenti anche di antipatia, e il curatore tante cose, chi lo definisce un coach, un personal trailer, uno psicologo, un compagno di viaggio. Una cosa importante però io vorrei dire, non usando le mie parole, ma un concetto di Obrist sul ruolo del curatore. Un progetto può essere meraviglioso e generare una mostra molto scarsa. Ci può essere un progetto bruttissimo che in realtà realizza poi una mostra importante, perché dipende anche qui dalla potenza dell'opera, dalla capacità dell'artista. Quindi la cosa fondamentale per noi curatori è pensare che il progetto contempla dell'arte, l'opera che è la protagonista, e che crea un'architettura altra rispetto al progetto che viene rappresentato, e non deve essere una didascalia del progetto. Ci sono due piani artistici, due rappresentazioni diverse, una è la natura e l'altra è Venezia, che viene sempre un po' come l'araba fenice fustigata dagli uomini della natura, ma poi risorge sempre. Questo può essere anche un messaggio positivo. È un messaggio positivo ed è il motivo per cui abbiamo voluto, io ho pensato personalmente al titolo, ho pensato alla ginestra perché, come dire, è una citazione colta che mi sembrava quindi che potesse essere adeguata al tipo di progetto, ma soprattutto dava in qualche modo un messaggio di speranza. Appunto, questo dispositivo dolce che è l'arte deve sì attivare delle domande, ma in qualche maniera ti deve un po' accompagnare, anche perché sennò le persone si discostano un po', no? Ne hanno sempre un po' paura.